Un'evasione al fisco per oltre 6 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri della tenenza di Sora a conclusione di 2 verifiche fiscali nei confronti di una ditta individuale e di una società riconducibili allo stesso nucleo familiare operanti nel settore della raccolta e commercializzazione dei tartufi, risultate inadempienti all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le operazioni ispettive, che hanno preso in considerazione il periodo dal 2014 al 2018, nonostante la mancata esibizione dei documenti contabili, hanno consentito di quantificare i ricavi non dichiarati per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro e di quantificare un'IVA evasa pari a 1.400.000 euro, mentre i 2 responsabili delle aziende verificate, 2 coniugi del Sorano, sono stati denunciati per reati fiscali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Nel corso delle verifiche, le Fiamme Gialle Sorane, oltre a ricostruire la posizione fiscale delle aziende, hanno effettuato specifici controlli finalizzati all'osservanza delle norme che limitano l'uso del denaro contante nelle transazioni commerciali, rilevando che i relativi titolari hanno effettuato operazioni di compravendita di tartufo con altri 2 operatori del settore utilizzando denaro contante per importi superiori alle soglie previste dal decreto legislativo 231 del 2007 e complessivamente nel corso di un quinquennio per oltre 5,5 milioni di euro. I verbali redatti per la specifica violazione sono stati inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa. L'evasione fiscale produce effetti negativi per l'economia, ostacola la normale concorrenza fra imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.